Buongiorno e buona domenica a tutti voi, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché versa in gravissime condizioni un ragazzo di 20 anni residente a Cordenons che nelle prime ore di oggi intorno alle 3 lungo la ex strada provinciale 15 in via Puglia a Prata di Pordenone ha perso il controllo della sua moto, una 125. Da una prima ricostruzione effettuata sul posto dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Sacile ha perso il controllo delle due ruote, di fatto saltando completamente una rotonda e andando a sbattere contro tabelloni della segnaletica stradale per poi cadere sull'asfalto e la moto si è incendiata. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la centrale Sores di Palmanova ha inviato un'automedica, un'ambulanza, l'elicottero da Campoformido. All'arrivo dell'equipe medica il giovane era già in condizioni critiche, è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in volo all'ospedale di Udine. Sul posto anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando centrale che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la sede stradale. Ed è gravissimo anche un uomo di 47 anni residente nella zona del Palmarino che ieri sera attorno alle 20:30 è rimasto coinvolto in un incidente stradale che è accaduto in via Agonars, in via Montesanto. Le cause sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Il 47enne stava viaggiando in sella alla sua moto e si è scontrato con un'altra moto condotta da un 25enne di Palmanova. Quest'ultimo è stato portato all'ospedale della città stellata, non è in condizioni critiche. Il 47enne invece è in pericolo di vita, i mezzi sono stati posti sotto sequestro. È finito in ospedale anche un 33enne residente nel Medio Friuli che ha perso il controllo della sua auto questa mattina presto nel territorio del comune di Mereto di Tomba, poco prima delle 3, è andato a schiantarsi contro un albero, ha riportato ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita e l'incidente non ha coinvolto altri mezzi. A Trieste continua la protesta dei portuali iniziata il 15 ottobre con al momento, riferisce l'ANSA, alcune centinaia di persone che continuano a partecipare alla manifestazione appunto in porto, nonostante il caos generato ieri da un primo comunicato del coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste che annunciava la sospensione del blocco. Annuncio al quale poi era seguito un altro comunicato del leader del CLPT Stefano Puzzer che aveva precisato che il presidio invece continuerà fino al 20 ottobre e questa mattina Stefano Puzzer attraverso i social ha comunicato dal suo profilo Facebook di essersi dimesso dal coordinamento dei portuali, ha scritto oggi appunto rassegnato le dimissioni, è giusto che io mi assuma le mie responsabilità, scrive nel post, una di queste la decisione di proseguire il presidio fino al 20 ottobre, decisione soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, non volevano accettarle ma io le ho pretese, così ha detto. Intanto l'attività del porto prosegue dal varco 4, i mezzi vengono dirottati al varco 1, si continua a lavorare. È la giornata dei ballottaggi oggi in Regione per quanto riguarda le elezioni amministrative. Tutti i seggi elettorali dei due comuni del Friuli Venezia Giulia interessati, Trieste e San Vito al tagliamento, sono stati regolarmente ricostituiti. Poco meno di 200.000 cittadini della Regione sono dunque chiamati nuovamente alle urne a 2 settimane dal primo turno delle amministrative. Si vota oggi, domenica, oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. A Trieste si sfidano Roberto Di Piazza del centrodestra e Francesco Russo del centro-sinistra. A San Vito al tagliamento a contendersi la carica di sindaco ci sono Alberto Bernava, espressione di 3 liste civiche, e Valerio Delle Fratte per il centro-destra. C'è stato un parapiglia tra una ventina di cittadini di nazionalità kosovara e del Bangladesh nella prima serata di ieri nella struttura di accoglienza per minorenni di Museisa Cercivento. Tutto è successo all'ora di cena quando uno dei giovani si sarebbe rifiutato di sparecchiare la tavola. Lì è nata una sorta di rissa che non ha portato comunque a nessun ferito, ma ha spaventato il personale presente in struttura. È scattata una chiamata al 112, sul posto diverse pattuglie
dei militari dell'Arma da Buia e da Villa Santina. Non è stato necessaria alcuna medicazione, la situazione è tornata presto alla calma. Una mega scritta a Spilimbergo con lettere alte 2 metri e completamente mosaicate è stata installata all'ingresso della città per accogliere i visitatori ed è un ulteriore segno del legame tra la città e la sua arte. Dici mosaico e non puoi non pensare a Spilimbergo. Ora però c'è un motivo in più, la grande scritta con il nome della città che campeggia nella rotonda di Via Udine. L'opera è alta 2 metri ed è stata mosaicata da prestigiosi artigiani spilimberghesi e dai giovani allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli. Collocata proprio all'ingresso di Spilimbergo, l'installazione accoglierà cittadini e visitatori ricordando a tutti che stanno entrando nella città del mosaico. C'è una G in minuscolo che ci dice appunto Spilimbergo Go, venite a Spilimbergo, quindi un tratto anche internazionale per raccontare a tutti che siamo in una città straordinaria, patria del mosaico, patria di un'arte millenaria. Contestualmente all'installazione, nell'ambito del percorso che porta al centenario della Scuola Mosaicisti del prossimo anno, è andato in scena un convegno al Teatro Miotto, l'arte musiva fra identità locale e comunicazione globale, un modo in più per sottolineare il legame forte tra il mosaico e Spilimbergo. L'evento di oggi è stato sicuramente sul solco di queste considerazioni, design e mosaico, quindi la nostra storia, la condivisione con elementi dell'architettura, del design appunto, della grafica, la contemporaneità e il futuro. Sono iniziate ieri mattina le visite alle bellezze nascoste del Friuli Venezia Giulia con le giornate del FAI e le giornate d'autunno, un centinaio di volontari che portano ad aprire 20 luoghi solitamente non accessibili al pubblico. Quest'anno per le giornate di autunno abbiamo pensato di aprire il borgo di Chiasottis, che era di giurisdizione della famiglia Strassoldo, una famiglia molto importante che la sua presenza in Friuli è dislocata in varie parti, e qui noi apriremo una cappella gentilizia del Palazzo Strassoldo con le pitture del Quaglio, e sono un po' rovinate perché durante la seconda guerra mondiale era stata adibita ad altri scopi questa cappella, e la famiglia Bettari ci ha invitato per valorizzare questa piccola cappella perché gli affreschi sono rovinati e avrebbero bisogno di restauri urgenti, quindi noi del FAI abbiamo anche questo compito di portare l'attenzione su queste piccole chicche che abbiamo e che dobbiamo valorizzare. Pensiamo che per le generazioni future, per i giovani, sia importante conoscere tutti questi angoli del Friuli che sono nascosti e sono un patrimonio che dietro le spalle delle nuove generazioni può dare sicurezza, la bellezza. Cerchiamo di conservarlo il più possibile. Il mito delle lambrette e delle vespe non tramonta mai, lo dimostra il raduno che si svolge fino a questa sera al Tomadini di Udine. E lambretta, 2 miti intramontabili. Sì, 2 miti intramontabili, anche 2 miti a confronto, proprio come si chiama questa manifestazione, la prima nel suo genere, che abbiamo dato vita qui alla Polisportiva Lizzi presso il Tomadini. Abbiamo cercato di trasportare un po' di sapore dagli anni 40 fino agli anni 2000 per questa occasione. La lambretta è ancora un mito che resiste ancora. Quanta gente si avvicina a questa passione? Noi contiamo 130 iscritti circa che coprono tutta la provincia, tutta la regione. Partiamo da Pordenone, Udine, compresa Gorizia e Trieste. Abbiamo soci che arrivano anche da fuori provincia, dal Veneto, e anche soci dall'estero. Pian pianino vedono il mezzo e ricordano che il nonno ce l'aveva, e quindi il ricordo del nonno, del papà, del genitore permette di ritornare a un'antica passione dei nostri genitori. Per quanto riguarda la Vespa, tanti club? Sì, tanti club. Vespa Club Udine ha avuto l'onore di poter onorare questa manifestazione con una serie di modelli che dal 1946 fino agli anni 2000 hanno coperto tutta la gamma delle Vespe prodotte. Si è chiusa con le premiazioni del titoli a concorso la 19ª edizione di Leggi Montagna dedicata a Vanni Anziuti, scomparso il 21 settembre scorso in un incidente in montagna.
È stata emotivamente difficile, perché dal punto organizzativo è tutto scivolato via in maniera perfetta, direi, no? È scivolato in un senso molto positivo, questa è la pura forma. E dal punto di vista della sostanza, sia gli autori sia gli editori stanno crescendo, secondo me, se non altro come figure note. Il livello qualitativo è molto alto. Per quanto riguarda il premio Giulio Magrini, è stata un'esperienza esaltante per me. Ripeto che sono l'ultimo arrivato e ho trovato le cose fatte, no? E quindi forse posso commentare questo anche da spettatore. È stata per me perlomeno una scoperta incredibile, conoscere quelle realtà raccontate in brevissimo tempo ma di grande significato e grande valore per quello che è il futuro, non dico solo per la montagna ma per i giovani, e questo ci fa essere ottimisti. Insomma, io ho la mia età, ormai la mia parabola professionale l'ho completata, però sono molto preoccupato per i miei figli, per esempio. Però sentendo queste esperienze credo che di poter cambiare idea, insomma, no? Avere un'idea un po' più ottimistica rispetto a quello che ci aspetta nel futuro. Non c'è pace per il Pordenone, sconfitto 3-1 in casa dalla Ternana, fine gara, durissimo intervento del presidente Lovisa che ha esonerato Rastelli, è il secondo esonero di questa stagione, e chiama Tedino. Per la prima volta ho avuto veramente vergogna di aver visto il primo tempo così. Poi tra il primo e il secondo tempo sono andato dentro nel spogliatoio, ho parlato con i ragazzi in un certo modo, una certa idea che voglio fare, e si è visto almeno una squadra secondo tempo che ha lottato. Poi gli episodi a volte vanno dritti, vanno storti, perché insomma se ci facciamo gol da solo è dura anche. E quindi però noi dobbiamo cambiare la mentalità. Per la prima volta è arrivato un mister e ha voluto giocare a 5 dall'inizio, cosa che qui non si fa finché sono presidente io. Perché non esiste, un conto è giocare gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora per la questione tattica, ma come idea, come mentalità, sono 14 anni che sono presidente, mai nessuno l'ha fatto e quindi mai nessuno lo farà finché sono presidente io. Quindi il prossimo allenatore è giocare a 4 con uno spirito diverso, perché la squadra c'è, ragazzi, la squadra con recupero anche adesso di Cicciaretti, di Misuracca, vedete che la squadra è. Avete visto il secondo tempo, insomma, il problema è che non abbiamo idea, non c'è un'idea di gioco e quindi siccome io mi prendo la responsabilità sempre, la colpa sono io di tutto quanto, di questa situazione qua, e siccome lo sono sempre uscito dalle situazioni, anche stavolta usciremo, perché la prossima scelta dell'allenatore sarà un allenatore che torna a portare entusiasmo, idea come noi, di andare avanti, di giocare con un certo tipo di calcio, non queste robe qua. Ed è tutto per questa edizione, il TG torna questa sera alle 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.